Oggi 2 anni dal giuramento del governo Meloni, lei come lo giudica l'operato di questi 2 anni? Non credo che abbia fatto quello che prometteva. I ministri che ha se li ha nominati lei, non è che li ho messi io. Delusa. Come di tanti altri governi. Non l'ho votata, non la voterei mai, perché ripeto io sono di centro-sinistra, quindi non la voterei mai, ma a prescindere da questo non mi pare che... Poi io sono un medico, quindi guardo abbastanza la sanità, non è stata né migliorata né niente, fa delle leggi spot molto, mi sembra. Non ho pensieri, signora, la ringrazio. Mi piace molto, Che cosa ha fatto secondo lei di buono? è concreto, sì però. È concreto, le sembra insomma che stia dando la... Sì, non facciamo filosofia ma facciamo concretezza, poi può sempre sbagliare come sbagliamo tutti. Da migliorare tanto. Secondo me mi sembra bene, mi fermo qua. Quindi la promuove la donna, il governo, la prima? Certo, se non altro perché è donna. Io sono stato all'estero fino a 6 mesi fa, quindi ho visto la situazione dall'esterno. Il governo Meloni non saprei, perché ci sono cose buone e cose meno buone, che insomma come tutti i governi. Purtroppo però secondo me la tassazione italiana è abnorme, è troppo esagerata, non con questo governo ma anche con tutti gli altri. Del governo Meloni cosa ne pensa? Non voglio parlarne.